Amen. Pace del Signore a tutti. Posso chiedervi per cortesia di stare un attimino in piedi? Così facciamo una preghiera insieme. E anche prima di fare una preghiera insieme c'è un problema grandissimo, perché oggi sono entrato in chiesa un po' più tardi del solito e quando sono entrato ho dovuto andare a sistemare di là delle cose e non vi ho visti abbracciarvi quando siete entrati gioiosamente. Quindi prima di cominciare il momento della parola diamoci un bel abbraccio, abbraccia la persona vicino a te, dai una parola di benedizione, quella dietro di te se non c'è nessuno, o davanti, dipendendo dalla tua posizione geografica. Amen. Meglio, no? Meglio darsi un bel abbraccio nell'ora del culto per vivere il nostro essere uno in Cristo. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, di quello che ci hai fatto vivere questa sera fino a questo momento. Abbiamo potuto sentire la tua presenza, sentirla intorno a noi, ma soprattutto abbiamo potuto sentire una fiamma di spirito dentro di noi attraverso le lodi, attraverso i momenti profetici, le preghiere. Per questo ti vogliamo ringraziare, Signore. In questo momento ti chiediamo ancora una volta che il tuo spirito e la tua presenza possano toccare i nostri cuori attraverso la tua parola, possano modificare quello che c'è da modificare. Trasformaci, Signore, secondo la tua volontà, che non sia solo un semplice momento di apprendimento delle scritture, ma che sia un momento in cui noi possiamo veramente essere più consapevoli di chi tu sei per noi e di cosa ti aspetti da noi. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen. Grazie Fabio. Sono felice che è tornata mia moglie. Tutti quanti quando sono entrato in chiesa mi hanno detto: guarda che bel sorriso che hai oggi. Chissà come mai. Non pensate male, perché ho fatto per pulire. Hai visto la live? Non hai visto la live? No, è perché è tornata l'Andrea, sono tornato a mangiare finalmente. Non mettevo questa camicia da 2 o 3 anni. Ho visto John la settimana scorsa con una camicia uguale, ho pensato anch'io ho una camicia così, vediamo se mi sta. Chi mi vede per la prima volta starà pensando: se è dimagrito chissà com'era prima. Ma sono dimagrito poco. Ok, dai. Allora, benvenuto anche a tutti i nostri visitanti che sono qua per la prima volta. Che Dio vi benedica, che lo stesso spirito, la stessa presenza che abbiamo sentito qua possa accompagnarvi anche nelle vostre case e essere con voi durante tutta questa settimana. Ok, in queste ultime 2 settimane è tornata anche la nostra missionaria Marinei, è un piacere averla qua. C'è anche Vincenzo che adesso è di là nella sala dei bambini, il nostro nuovo arrivato per la prima volta in chiesa. E nelle ultime 2 settimane abbiamo parlato di argomenti collegati uno all'altro, no? Se vi ricordate, 2 settimane fa ci sono anche i genitori di William che stanno ricevendo una traduzione. Si quieres yo puedo hablar español, ma meglio di no. Abbiamo parlato 2 settimane fa di come essere graditi a Dio. Abbiamo detto che tutti quanti noi siamo amati da Dio. Ogni persona al mondo è amata da Dio, ma non tutti sono graditi a Dio. E abbiamo scoperto in che modo essere graditi a Dio, ovvero attraverso l'adorazione a Lui. Quando noi adoriamo Dio, noi siamo graditi a Lui. Ma abbiamo anche visto alla fine della predica di 2 settimane fa che Dio non sta cercando propriamente adorazione. Quello che Dio sta cercando ce lo rivela Gesù quando conversa con quella donna samaritana e dice: Dio sta cercando adoratori.
non adorazione, ma adoratori che lo adorano in spirito e in verità. E allora la settimana scorsa abbiamo proseguito questo ragionamento e siamo andati a vedere in che modo poter essere veri adoratori. Quali sono i principi, le attitudini alla base di un vero adoratore. Abbiamo visto che come prima cosa c'è l'obbedienza a Dio e di seguito all'obbedienza a Dio c'è il riconoscere Gesù come Signore delle nostre vite. Se noi non riconosciamo che Gesù è il Signore della nostra vita, se noi non abbiamo Gesù al primo posto del nostro cuore, noi possiamo alzare le nostre mani, aprire la nostra bocca, ma come abbiamo scoperto nelle scritture, come c'è scritto in Geremia 7:21, la nostra adorazione non sarà accettata da Dio. Non è che non sarà gradita, non sarà proprio accettata. Abbiamo visto come Dio rifiutava l'adorazione di coloro che non avevano un cuore per Lui, che non mettevano Gesù, Dio a quel tempo, al primo posto delle loro vite. E oggi vogliamo proseguire in questo ragionamento. Magari sarà l'ultima volta, chiudiamo il cerchio oppure no, perché in realtà volevo parlare di molte più cose, ma alla fine restringerò un po' la parola e magari il resto lo farò la settimana prossima o forse no, chi lo sa. Perché noi possiamo riconoscere Gesù come Signore e diventiamo Suoi attraverso un elemento che è un elemento profetico, un elemento simbolico, ma non solo profetico e simbolico, è un elemento materiale che è il sangue di Cristo. Attraverso il sangue di Cristo Gesù diventa Signore nelle nostre vite. In che modo? Perché? Prima di tutto perché il sangue di Cristo ha diversi effetti nella nostra vita, no? Mi ricordo soprattutto diversi anni fa, quando ho cominciato a venire in chiesa, che si parlava solo in portoghese. Mi ricordo molte sorelle, molti fratelli che qualsiasi cosa succedeva invocavano il sangue di Cristo, no? C'è potere nel sangue di Gesù. Nel sangue di Gesù c'è potere per liberarci, potere per guarirci. Effettivamente è così, nel sangue di Gesù c'è potenza per guarire le nostre malattie, c'è potenza per liberarci da spiriti maligni, liberarci da vizi, liberarci da peccato, liberarci da ogni cosa. Il sangue di Gesù è onnipotente. No, c'è scritto in Isaia 53, quando Isaia proprio profetizza della morte di Gesù, dice che ha caricato sulla croce le nostre malattie e i nostri dolori. Quindi c'è nel sangue di Gesù la possibilità di ricevere una cura fisica, sì, certamente c'è, ma il significato del versamento del sangue di Gesù sulla croce è molto più profondo di una semplice cura fisica o di una semplice liberazione spirituale o emotiva. Isaia va avanti, no? Sempre in Isaia 53, nel versetto dopo, il versetto 5, dice che lui ha portato con sé le nostre trasgressioni. Lui è stato trafitto a causa delle nostre iniquità. Ovvero il sangue di Gesù non ha soltanto il potere di liberarci da malattie, eccetera, eccetera, ma soprattutto ha il potere di liberarci dal peccato, ha il potere di riscattarci per darci vita eterna. E questo è il primo e sicuramente il più importante degli effetti del sangue di Cristo nelle nostre vite. Il sangue di Gesù ci salva. Il sangue di Gesù puoi dire alla persona vicino a te, il sangue di Gesù ha il potere di salvarti. Questo deve essere, e questo è sicuramente l'effetto più importante del sangue di Cristo nelle nostre vite. Nella prima lettera di Pietro, al capitolo 1, versetti 18 e 19, Pietro è molto chiaro dicendo che noi siamo stati riscattati dal sangue di Gesù, dell'agnello perfetto. Noi siamo stati, quando si dice riscattati, significa proprio comprati. Perché? Perché noi appartenevamo al peccato, eravamo schiavi del peccato, ma attraverso il sangue Gesù ci ha comprato. Questo significa essere riscattati dal sangue di Cristo. E per questo la settimana scorsa abbiamo detto che noi siamo schiavi di Cristo, perché Gesù ci ha comprato per mezzo del suo sangue, e comprandoci ci ha dato la possibilità
di vivere la vita eterna, di andare nel paradiso, vivere l'eternità insieme a Lui. Quindi questo è l'effetto principale del sangue di Cristo, ma non è solo questo, il sangue di Cristo ha anche la possibilità e la potenza di purificarci. C'è scritto in Apocalisse, capitolo 7, che Giovanni vede un grande gruppo di persone, tutti vestiti in vesti bianche, e chiede chi sono queste persone. Gli viene detto: queste sono persone che si sono purificate nel sangue dell'agnello. Il sangue di Gesù ha il potere di lavarci, ha il potere di purificarci da ogni peccato. Ma come? Gesù non ci ha salvato, non ci ha comprato, non ci ha riscattato dal peccato. Certo, Gesù ci ha riscattato dal peccato, ma questo non significa che non pecchiamo più. Questo non significa che non cadiamo più, che non sbagliamo più. Noi purtroppo, per natura, nella nostra vita, continuiamo a cadere. Non dovremmo, c'è la possibilità di non farlo, ma capita che lo facciamo. E quando noi andiamo ai piedi della croce e questo sangue scende dalla croce su di noi, e noi andiamo ai piedi della croce veramente con un cuore rotto davanti a Lui. In italiano è un po' difficile far intendere questa cosa. In portoghese c'è una parola più bella, no? Che si capisce meglio: quebrantamento. In spagnolo sarà quebrantamiento. Ho guardato sul dizionario soltanto per voi, no? In italiano non c'è un sinonimo uguale, ma quando andiamo davanti a Lui con un cuore sciolto, con un cuore aperto, veramente pentiti di quello che abbiamo fatto, il sangue che scende da quella croce ha il potere di purificare le nostre vite, lavare ancora una volta i nostri peccati e riconciliarci ancora con Dio. Quindi il sangue di Gesù ha veramente degli effetti molto forti nella nostra vita spirituale, ma c'è un ulteriore effetto che io voglio condividere oggi con voi, e io credo che sia una verità biblica molto importante che ogni cristiano intenda, e soprattutto che dopo averla intesa ogni cristiano inizia a vivere. Per questo voglio chiedervi di aprire le vostre Bibbie nel libro del profeta Sofonia. Sofonia, capitolo 1, versetto 7, potete seguire da qua sul proiettore. Dice così: tacete davanti al Signore Dio, poiché il giorno del Signore è vicino, poiché il Signore ha preparato un sacrificio, ha consacrato i Suoi invitati. Fino a qua. Voglio darvi un contesto per non andare a leggere tutto il libro di Sofonia. Qua Dio sta dando questa profezia al profeta, è un avvertimento, no? E sta dicendo: il giorno del Signore è vicino. Che cosa si intende quando si parla del giorno del Signore? Molto spesso nella Bibbia si riferisce al giorno del Signore con il ritorno di Gesù, ma in questo caso, come in molti altri casi, si sta parlando di un giudizio di Dio, il giorno del giudizio di Dio. Quindi qua Dio sta dicendo: tacete davanti al Signore, perché sta per arrivare il giorno del suo giudizio. Il sacrificio è pronto e Dio ha consacrato i Suoi invitati. Chi è il sacrificio nel contesto del libro del profeta Sofonia? Il sacrificio è il popolo di Giuda. Il popolo di Giuda si stava comportando male, i giudei, il popolo di Dio, si stavano comportando male. Dio si è stufato e ha detto: io adesso questi qua basta, non li voglio più vedere, li faccio distruggere da qualche paese nemico. E il paese nemico in questione è il regno, l'impero babilonese guidato dal re Nabucodonosor. E questo regno babilonese, i babilonesi, sono gli invitati che Dio ha consacrato, che noi troviamo in questa profezia. Ora non so se a voi, come a me, sembra un po' strano leggere queste parole, perché qua Dio sta dicendo che ha consacrato i babilonesi. Non vi sembra strano? I babilonesi non erano giudei, non erano credenti, non erano ovviamente cristiani. I babilonesi adoravano tutte altre divinità, adoravano Baal, adoravano Astarte, adoravano
non lo so, altre cose, tutte erano idolatri, e la Bibbia ci dice che l'idolatria è cosa abominevole davanti a Dio. Erano grandi astrologi e la Bibbia ci dice che l'astrologia è cosa abominevole davanti a Dio, quindi erano veramente un popolo che non doveva piacere a Dio, eppure qua Dio ci sta dicendo che li ha consacrati a sé. Non vi sembra strana questa cosa? Molte volte noi confondiamo la parola consacrato con la parola santificato, ma hanno due significati molto diversi. Essere santo, essere santificato, significa essere solo di Dio, ovvero non essere mescolato con il mondo, avere una vita pura, essere purificato, non immergersi nel peccato, ma rifiutare il peccato. Questo significa essere santo. Essere consacrato invece ha un altro significato. Voglio cercare di farvi capire il significato attraverso una frase molto conosciuta, molto, molto citata nel mezzo evangelico. Penso che sia una frase di John Wesley, ma cominciamo dall'inizio, no? Vi ricordate quando Dio ha chiamato Mosè? Quando era là nel pruno ardente, no? Vi ricordate che cosa Dio ha chiesto a Mosè di fare? Qual era il comandamento iniziale di Dio per Mosè? Il piano di Dio era quello di liberare il popolo di Israele dall'Egitto, sicuramente, ma la richiesta che Dio ha fatto a Mosè era: Mosè, prendi il popolo di Israele che è in Egitto, vai nel deserto e adorami. Questa era la richiesta iniziale di Dio per Mosè. Allora Mosè è andato dal faraone, il faraone non ha lasciato andare via il popolo di Israele, no? Vi ricordate? E quindi ci sono arrivate tutte le piaghe, tutto il resto, e per questo motivo poi c'è stato l'esodo e gli israeliti sono scappati via dall'Egitto. Ma l'idea iniziale era quella di prendere il popolo, andare nel deserto e adorare Dio nel deserto. Poi potevano tornare indietro oppure no, questo era un altro discorso. E c'è una frase, no, molto conosciuta nel mezzo evangelico, che ripeto, penso che sia di autoria di John Wesley, che dice così, parlando dell'Egitto come il peccato o il dominio del peccato. Dice che la conversione ci toglie dall'Egitto, quindi la conversione ci toglie dal peccato, e poi la santificazione invece ci toglie l'Egitto da dentro di noi. Okay? La conversione ci fa uscire dall'Egitto, ma la santificazione fa uscire l'Egitto, fa uscire il peccato, fa uscire i desideri peccaminosi da dentro di noi. Se potessimo dare una continuazione a questa frase, potremmo dire così: la conversione ci toglie dall'Egitto, la santificazione toglie l'Egitto da dentro di noi, la consacrazione è quella cosa che ci fa costruire il tabernacolo nel deserto. Quando noi siamo consacrati a Dio, noi desideriamo fare la volontà di Dio. Quando noi siamo consacrati a Dio, noi ci muoviamo affinché l'opera di Dio possa avanzare. Questo significa essere consacrati. Un tempo venivano consacrati molti oggetti, venivano consacrati giorni del calendario, festività, c'erano tante cose che venivano consacrate a Dio. Perché? Perché le cose consacrate erano usate come culto a Dio. Noi attraverso il sangue di Cristo siamo consacrati, ovvero noi stessi diventiamo culto a Dio. In che modo essere culto a Dio? Paolo ci dice: offrite i vostri corpi in sacrificio santo, vivente, gradito a Dio. Essere culto a Dio significa adoperarsi affinché possiamo far sì che l'opera di Dio possa avanzare, la volontà di Dio sulla terra possa essere compiuta. Questo significa essere consacrati a Dio. Ma perché il sangue di Gesù ci consacra? Che cosa significa che il sangue di Gesù ci consacra? Voglio fare un ragionamento con voi partendo da un testo nel libro dei Numeri, al capitolo 3. Numeri 3, versetti 11, 12, 13. Il Signore disse a Mosè: ecco, tra i figli di Israele io ho preso i Leviti
al posto di ogni primogenito che nasce da donna israelita. I Leviti saranno miei, poiché ogni primogenito è mio. Il giorno in cui colpii tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, io mi consacrai tutti i primogeniti in Israele, tanto gli uomini quanto gli animali saranno miei. Io sono il Signore. Praticamente qua Dio sta dicendo che lui si sarebbe preso, si sarebbe consacrato a sé, quindi avrebbe usato per il servizio nel tabernacolo i Leviti, la tribù di Levi, al posto dei primogeniti di Israele, perché in realtà i primogeniti erano consacrati a lui. Quando è che i primogeniti sono stati consacrati a lui? C'è scritto qua: il giorno in cui colpì i primogeniti egiziani, io mi sono consacrato ai primogeniti di Israele. Sto facendo un po' di confusione con tutti questi primogeniti, ma se vi ricordate, l'ultima piaga che Dio ha mandato sugli egiziani o sul paese d'Egitto era che avrebbe ucciso tutti i primogeniti del paese d'Egitto. Ma se ci fosse stata una casa in cui le porte fossero state ricoperte del sangue di un agnello, in quella casa non sarebbe entrato a uccidere il primogenito. Così gli israeliti hanno ricoperto gli stipiti delle porte di questo sangue, e quando lo spirito è passato non ha colpito i primogeniti di quelle case. Quella sera il sangue ha salvato i primogeniti israeliti, così come il sangue di Gesù ha salvato noi quando è stato versato sulla croce. Quando noi ci siamo ricoperti di questo sangue, abbiamo dichiarato: Gesù è il nostro Signore, questo sangue ci ha salvato, l'abbiamo visto prima. Ma non solo questo, la Bibbia ci ha appena detto che quella sera quello stesso sangue non solo ha salvato i primogeniti di Israele, ma li ha anche consacrati a Dio. Allo stesso modo il sangue di Gesù non solo ci salva, ma quando noi dichiariamo che Gesù è il nostro Signore, quando noi dichiariamo che crediamo nel sacrificio che Lui ha fatto per noi sulla croce, quando noi ci arrendiamo a Lui, donandoci completamente a Lui, quello stesso sangue che ci salva ci consacra per la sua opera. Così, se c'è qualcuno qua in questa chiesa questa sera che ha già dichiarato: io sono di Dio, io credo in Lui, il suo sangue mi ha già comprato, allo stesso tempo tu puoi dichiarare: il suo sangue mi ha comprato e mi ha consacrato per la sua opera. Il sangue di Gesù ti ha comprato e ti ha consacrato per la sua opera. E fratelli, questo è una verità che noi dobbiamo intendere e vivere, perché se il sangue di Gesù ci ha consacrato per la sua opera, noi non possiamo più rimanere fermi a venire in chiesa, ascoltare una lode, ascoltare una predica, tornare a casa e vivere la nostra settimana come se niente fosse stato. Se il sangue di Gesù ci ha già consacrato, noi dobbiamo vivere la nostra chiamata. C'è un versetto che io cito sempre sul pulpito e dice la stessa identica cosa, 2 Timoteo 1,9. Dio ci ha salvati, il suo sangue ci ha salvato e ci ha rivolto una santa chiamata, ovvero ci ha salvato e ci ha consacrato a Lui. Fratelli, noi siamo stati consacrati a Dio per compiere le opere che Dio vuole che noi facciamo. Non siamo stati consacrati a Dio per venire in chiesa il sabato sera. Siamo stati consacrati a Dio per vivere una vita di servizio all'opera di Dio. Certo, in chiesa possiamo fare tante cose e dobbiamo fare tante cose. Ci sono operai, ci sono dipartimenti da servire, ci sono fratelli da servire, ma ci sono molte altre più cose che possiamo fare al di fuori della chiesa. Io sono convinto, sono felice perché abbiamo cominciato questa settimana il corso Seguitemi. È la quarta squadra di persone del corso che facciamo, seguiti nel nostro corso ministeriale. Sono felice perché quando abbiamo cominciato l'anno scorso, io ho pensato: ma lo faranno gli operai della chiesa? Lo farà qualcun altro magari dopo, che vorrà cominciare a lavorare in chiesa? Poi figurati, per mesi non lo faremo più e magari lo rifaremo tra un anno. Invece da quando abbiamo cominciato l'anno scorso non ci siamo mai fermati. Abbiamo fatto uno e poi un altro e poi un altro e poi un altro. Oggi è il quarto corso che abbiamo iniziato.
questo è quello in cui ci sono meno persone di tutti, siamo in 15. E io sono veramente felice perché ci sono tante persone che vogliono servire in chiesa. Ma fratelli, il semplice servire in chiesa non è l'essere consacrati a Dio. Essere consacrati a Dio è molto di più di servire in chiesa. Tu puoi venire in chiesa il sabato sera, servire nelle 2 ore di culto, venire al Flowers delle donne domani, servire nelle 2-3 ore di culto, puoi venire al Bibrese mercoledì, servire, ma il resto della settimana che cosa fai? Io credo veramente che se ogni persona, e parlo anche di me, non sto giudicando, non sto buttando tutto su di voi, ma parlo anche di me, se ognuno di noi si impegnasse veramente come una persona consacrata a Dio nel vivere la sua vita cristiana quotidianamente, oggi non conteremo le sedie vuote in chiesa, perché non ce ne sarebbero. Ci sarebbero persone in piedi, ci sarebbe Paolo che dirà dobbiamo comprare sedie nuove. Se ognuno di noi si impegnasse veramente, se ognuno di noi vivesse appieno, c'è un versetto che mi ha sempre istigato, mi ha sempre sollevato, è un versetto che mi porto dietro da quando ho cominciato la mia camminata cristiana. È Ester 4,14. Molti di voi già hanno sentito testimonianze in cui parlo di questo versetto, ma in questo episodio praticamente il popolo di Israele sta per essere ucciso da un comandamento del re, da un editto del re, e Ester è la regina giudea. E allora Mardocheo va da Ester e dice: Ester, vai dal re e imploralo perché non faccia questa strada di giudei. E Ester, un po' impaurita perché il re è molto cattivo, dice: no, ho paura, mi potrebbe uccidere, non so cosa potrebbe succedermi. E allora Mardocheo gli dice: ma forse tu sei stata innalzata a essere regina proprio per un momento come questo. Questo è un versetto che io mi sono portato dietro in tutta la mia camminata ministeriale. Perché? Perché non mi sono mai sentito pronto. Non mi sono sentito pronto quando sono stati consacrati a pastori, non mi sono sentito pronto quando sono stato consacrato a presbitero, non mi sono sentito pronto quando mi hanno chiamato a essere diacono, non mi sono sentito pronto quando la Rosangela mi ha chiamato 10 anni fa a predicare per la mia prima predica nella congregazione di Parona. Avevo una paura tremenda. Ho predicato proprio su Ester, tra l'altro, in quella predica. E non mi sentivo mai pronto e mai mi sentirò pronto di fare cose per Dio, ma chissà che Dio non ti ha chiamato proprio per un momento come questo. Chissà che oggi Dio non si voglia usare proprio di te. E tu puoi già togliere il chissà da davanti a questa frase: Dio si vuole usare di te. Lui ti ha salvato e salvandoti col suo sangue ti ha consacrato per la sua opera. Dio si vuole usare di te. Dio vuole che tu esca da questa chiesa e cominci a conquistare questo mondo per Lui. Non possiamo essere soltanto consumatori del sabato sera, ma dobbiamo diventare cristiani consacrati veramente a Dio. Apparteniamo a Lui, sì, ma se apparteniamo a Lui significa che dobbiamo muoverci per Lui, significa che dobbiamo fare di più per Lui. Gesù dice: la messa è grande, ma gli operai sono pochi, no? Sappiamo questa frase. Secondo voi erano veramente pochi gli operai di Gesù? Gesù aveva folle di più di 5.000 persone che lo seguivano. Come poteva dire gli operai sono pochi? Non sono pochi. Più di 5.000, qualcuno dice 15.000 persone che seguivano Gesù. Come gli operai sono pochi? Non sono pochi gli operai, sono pochi quelli che intendono di essere consacrati a Dio. Ma quando noi intendiamo che siamo consacrati a Lui, che non possiamo vivere una vita di tiepidezza spirituale, che non possiamo restare fermi e pensare: tanto là ci sarà qualcun altro che lo fa, allora veramente la Chiesa di Cristo, il regno di Dio può cominciare a crescere sulla terra. Non possiamo lasciare i leader spirituali, dei giovani, i pastori o qualsiasi altra cosa fare il lavoro, perché non è nostro, non è mio. L'opera di Dio non è mia, non è della Andrea, non è dei leader dei giovani, non è nostra l'opera di Dio. L'opera di Dio è di tutti quanti noi, è di tutti quanti noi. Ognuno di noi compete far prosperare il regno dei cieli sulla terra.
A ognuno di noi compete portare la parola di Dio. A ognuno di noi compete spargere il Vangelo di Dio. A ognuno di noi compete prendere il cellulare e invece di andare su Instagram fare una telefonata a quella persona che ha bisogno di una telefonata. A ognuno di noi compete prendere il cellulare e mandare un messaggio a quel fratello, a quella sorella che sappiamo che è da settimane, mesi che non sta venendo in chiesa. A ognuno di noi spetta fare questo. Essere consacrati a Dio significa vivere questo, vivere per l'opera di Dio. Oggi ci sono tante persone che vanno in chiesa, ma poche persone che sono consacrate a Dio. O meglio, lo siamo, ma non lo viviamo. Lo siamo dal momento che abbiamo dichiarato che Gesù è il Signore della nostra vita. Lo siamo dal momento che abbiamo detto: il sangue di Gesù mi ha lavato, mi ha purificato, mi ha salvato, io vivrò l'eternità con Lui. Lo siamo da questo momento. Da questo momento noi siamo consacrati a Lui. Noi siamo diventati Suoi sacerdoti regali, c'è scritto. Il popolo che Lui ha scelto. Lui ci ha scelti per essere in questo tempo coloro che portano il Vangelo. Lui non ci ha scelti per essere quelli del sabato sera. Non ci ha scelto per essere quelli che vengono in chiesa a cantare con gli altri e ascoltare una parola. Lui ci ha scelto affinché quella presenza che sentiamo il sabato noi la possiamo portare nelle nostre case prima di tutto nelle nostre case, prima di tutto che possiamo condividerla con la nostra moglie, con il nostro marito, con i nostri figli, e poi al di fuori delle nostre case, dove noi andiamo, nelle amicizie, nelle persone con cui abbiamo relazioni, la scuola, il lavoro, per strada, dovunque. Noi siamo consacrati a Dio 24 ore al giorno, non siamo consacrati a Dio il fine settimana. Se noi come cristiani intendiamo questo, chi può fermare la Chiesa? Chi può fermare la Chiesa? Se noi come cristiani intendiamo che non è tempo di restare zitti, non è tempo di restare fermi, ma è tempo di spargere il buon profumo di Cristo su questa terra, chi può fermare la Chiesa? Chi può fermare la Chiesa? Quanti di noi vorrebbero vedere una Chiesa sempre piena, con persone in piedi, persone che stanno facendo la coda fuori per entrare? Penso che tutti quanti noi vorremmo vedere questo, no? Non per essere una mega church, ma per essere una Chiesa in cui le persone vengono per essere ristorate da Dio. E fratelli, vi dico che in questa Chiesa non manca niente. In questa Chiesa non mancano i talenti delle persone. Io conosco la maggior parte di voi e riconosco in voi talenti che io vorrei avere. In questa Chiesa non mancano i doni spirituali. Io conosco la maggior parte di voi e molti di voi hanno doni che io vorrei avere, che ho un'invidia santa per alcuni di voi che hanno determinati doni spirituali. In questa Chiesa non manca questo. In questa Chiesa soprattutto non manca la presenza di Dio. E penso che l'abbiamo visto prima, l'abbiamo visto la settimana scorsa, quella prima ancora, lo abbiamo visto nel gruppo dei giovani, quanto Dio si sta facendo presente in mezzo a noi. In questa Chiesa non manca niente. Ma fratelli, spetta a noi dire e vivere l'essere consacrati a Lui, affinché il regno di Dio possa veramente prosperare, possa veramente avanzare, crescere, affinché questa Chiesa possa essere una Chiesa ripiena di anime che adorano Dio in spirito e in verità. Questo è qualcosa che spetta a noi. So che la maggior parte delle prediche che faccio parlano di questo, parlano di chiamata. Però fratelli, se noi non viviamo questo, non stiamo vivendo la vita cristiana. La vita cristiana è la vita di chiamata, è la vita di consacrazione. È per questo che Gesù ci ha salvati, affinché noi possiamo adorarlo, e adorarlo significa anche vivere in consacrazione, andando per il mondo, predicando il Vangelo, facendo Suoi discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando a loro tutto quello che Gesù ci ha anche trasmesso.
Questo è vivere la vita cristiana. Magari qualcuno vorrebbe che predicassi di più su benedizioni. Quasi oggi predicavo su benedizioni. Fino a stamattina volevo predicare su benedizioni, ma vi dico che non ho predicato su benedizioni proprio per il bene della Chiesa. Perché quando ero lì che studiavo Deuteronomio 28, dopo andate a vederlo a casa, i primi 15 versetti sono tutti di benedizioni che Dio ha per noi. Solo che dal versetto 16 fino alla fine, più o meno sono altri 50 versetti, fino al 65, ci sono solo versetti su maledizioni che Dio ha per noi. Quindi è meglio non predicare tanto su benedizioni, perché le maledizioni triplicano le benedizioni che possiamo avere. Ma sapete quando è che siamo benedetti? È proprio così comincia Deuteronomio 28, quando noi ubbediamo alla voce di Dio. E la voce di Dio ci invita a praticare la nostra chiamata, a praticare la nostra consacrazione. Volete versetti di benedizioni? I migliori versetti di benedizioni che ci sono nella Bibbia noi li troviamo in Apocalisse, nelle promesse che vengono fatte alle 7 chiese dell'Asia Minore. E sono tutte promesse che ci dicono di benedizioni che noi otterremo nella vita futura. Lì ci viene detto: a chi vince io gli darò da mangiare l'albero della vita, a chi vince io lo costituirò colonna della mia chiesa, a chi vince io farò questo, a chi vince io farò questo. Ma tutte quante cominciano con a chi vince. Non dice a chi sta fermo io gli darò una pietruzza bianca, io gli darò la mano nascosta. Non dice questo. Dice a chi vince, a chi si impegna per la mia opera, a chi vive la consacrazione a me, a loro, a chi vince io gli darò la benedizione. A chi vince. Ripeto, fratelli, io sto predicando tanto per me quanto per voi, non voglio lanciare niente su di voi, non vi sto dando la colpa o un giudizio di qualcosa, non è così, ma voglio che tutti quanti noi ci rendiamo conto che noi siamo consacrati a Lui, che tutti quanti noi capiamo questo, e una volta che l'abbiamo capito cominciamo a vivere la nostra consacrazione a Dio. Noi siamo stati salvati dal suo sangue, purificati dal suo sangue, ma nello stesso tempo siamo stati anche consacrati a Lui dal sangue di Cristo. Se noi siamo una chiesa che vive la consacrazione, niente ci potrà fermare. La nostra bocca, le nostre azioni, le nostre preghiere, le imposizioni delle nostre mani saranno sempre guidate dallo Spirito Santo, e davanti allo Spirito Santo non c'è niente che possa fermarlo. Amen. Posso invitarti ad alzarti in piedi? Amen. Preghiamo il Signore. Preghiamo il Signore sapendo che Lui è Signore sulle nostre vite. Essendo Signore sulle nostre vite, noi possiamo essere certi della nostra salvezza. Ma come siamo certi della nostra salvezza, della vita eterna, delle benedizioni che ne arriveranno da questo, possiamo anche essere certi che noi siamo stati consacrati a Lui. Chiesa, B-Church e visitanti, viviamo una vita consacrata a Dio.
viviamo una vita consacrata a Dio. Non il sabato sera, non solo la mattina quando ci svegliamo per ringraziarlo, non solo nella preghiera del mezzogiorno, prima di mangiare. Viviamo una vita 24 ore al giorno consacrate a Dio. Consacrata a Dio significa facendo la sua volontà, compiendo la sua opera, facendo sì che il suo regno possa avanzare su questa terra. Un tempo Dio si è usato di 12 persone, 12 apostoli, e quei 12 con una vita consacrata a Dio hanno cambiato questo mondo. Oggi qua siamo molti più di 12. E se noi viviamo una vita consacrata a Dio, chi potrà fermarci? Chi potrà fermare la volontà di Dio per questa città? Chi potrà fermare lo Spirito Santo da portare in questa chiesa e in altre chiese di Verona centinaia, migliaia di persone? Penso che ognuno di noi voglia vedere un risveglio in questa nazione. Penso che tutti quanti noi desideriamo vedere i cieli aperti, come abbiamo cantato prima, la gloria di Dio investire non solo questa chiesa, ma tutta questa Verona, l'Italia e ancora di più se possibile. Se noi vogliamo vedere questo, fratelli, tutto dipende da noi. Tutto dipende da noi. Dio ci ha dato lo Spirito Santo, Dio ci ha dato la sua presenza, Dio ci ha dato i suoi doni, Dio ci ha riempito di talenti. Dio ci dà la sua parola per incoraggiarci, consolarci, perfezionarci. Ma perché questo possa accadere, noi dobbiamo dire: sì, mi alzo dalla mia sedia, mi alzo dalla mia pigrizia, tiepidezza spirituale e comincio a vivere una vita di consacrazione a Dio, facendo la differenza nella mia vita, facendo la differenza nella mia casa, facendo la differenza dovunque io metto i piedi, facendo la differenza affinché il regno di Dio possa essere ingrandito. Questo è quello che noi dobbiamo fare, questo è quello che noi dobbiamo desiderare. Noi siamo stati chiamati per questo, salvati e consacrati da Lui. Che ognuno di noi possa vivere la sua vita di consacrazione a Dio, compiendo la sua chiamata ogni giorno. Amen. Signore Gesù, ti preghiamo in questo momento, Signore, affinché tu possa toccare ancora una volta i nostri cuori. Io ti prego, Signore, in questa preghiera che il tuo Spirito, Signore, venga a far sì che ogni parola che tu hai lanciato attraverso questa predicazione possa entrare e essere fermata nei nostri cuori, possa mettere radici nei nostri cuori. Che, Signore, questa parola non solo abbia portato un intendimento maggiore della tua parola, una consapevolezza maggiore di alcuni versetti, ma che più di ogni altra cosa questa parola possa trasformare ciò che c'è dentro di noi e possa cominciare a farci vivere una vita di consacrazione a te, essere consacrati a te, vivere per la tua volontà, per fare ciò che tu vuoi, Signore. È questo che tu ci hai chiamati a essere. Tu ci hai salvati, sì, attraverso questo sangue, ma attraverso quello stesso sangue tu ci hai chiesto di fare grandi cose su questa terra. E chi può fermarci? Siamo solo noi. Per questo, Padre, io ti chiedo che in questo momento ogni squama di pigrizia sul nostro corpo e soprattutto nel nostro spirito possa cadere per terra, e che, Signore, la forza che viene da te possa riempirci per fare la differenza intorno a noi. C'è scritto nella tua parola che non ci hai dato uno spirito di paura, uno spirito di timidezza, ma ci hai dato uno spirito di potenza. Che quello stesso spirito ci accompagni, Signore, ci accompagni quando usciamo da questa porta per cambiare questo mondo. Signore, vogliamo vivere da consacrati a te. Dacci, Signore, sempre di più il coraggio, l'audacia, togli la vergogna, affinché noi possiamo compiere veramente ciò che tu vuoi, affinché noi possiamo aprire la nostra bocca per proclamare il tuo nome, nome al di sopra di ogni altro nome su questa nazione. Che possiamo proclamarlo nelle nostre case, nei nostri luoghi di lavoro, nelle scuole, dovunque mettiamo la pianta dei nostri piedi. Che possiamo predicare il Vangelo, imporre le mani su infermi e che coloro su cui imponiamo le mani vengano guariti. Nel nome di Gesù, Signore, noi ti chiediamo un rivestimento dall'alto ancora più grande, perché a partire da questa sera questa tua Chiesa vuole essere consacrata a te, vuole vivere la consacrazione, vuole cambiare questo mondo.
mai più una chiesa del sabato sera, ma una chiesa, che è consacrata tutti i giorni della settimana. Nel nome di Gesù, Signore, dacci questa audacia, questo coraggio, questa forza di vivere pienamente la nostra chiamata e il Vangelo che tu ci hai dato nelle nostre vite. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.